La Polizia di Stato di Agrigento, a seguito di un'intensa e articolata attività investigativa svolta tra l'hotspot di Lampedusa e la provincia di Agrigento, in sinergia e sotto le direttive della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Palermo, guidata dal procuratore facente funzioni Marzia Sabella, ha raccolto validi elementi probatori che hanno permesso l'emissione di un provvedimento di fermo indiziario di delitti nei confronti di HM, queste le iniziali della 1990, e dell'SMHH classe 98, entrambi bengalesi, ritenuti responsabili in concorso con altri soggetti di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di una pluralità di gravi delitti quali tortura, sequestro di persona a scopo di estorsione, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. La squadra mobile di Agrigento, diretta da Giovanni Minardi, è riuscita a raccogliere numerosi elementi validi che hanno definito un rilevante quadro probatorio, partendo dalle testimonianze di più migranti bengalesi giunti a Lampedusa lo scorso mese di settembre con diversi sbarchi. Stamani in questura la conferenza stampa. L'azione della squadra mobile di Agrigento, con il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, che ha permesso l'individuazione e la cattura di alcuni soggetti ritenuti responsabili di associazione delinquere finalizzata alla tratta, sequestro di persona a scopo di estorsione e tortura. Le indagini in questo caso hanno riguardato due soggetti di origine bengalese, i quali hanno svolto un'attività di vigilanza, di controllo e anche di violenza nei confronti dei migranti che erano detenuti in un campo in Libia, per i quali praticamente erano stati individuati dei soggetti che potevano essere trasferiti, che richiedevano di essere trasferiti sulle coste italiane. Quindi abbiamo individuato questi soggetti, siamo riusciti a convincerli a raccontarci le peripezie che hanno subito e tutte le violenze che hanno subito. Abbiamo trasmesso questi atti alla DDA di Palermo, la quale ha emesso il decreto di fermo indiziato di delitto per questi due soggetti. Uno l'abbiamo eseguito direttamente noi, l'altro è stato individuato a Gorizia e l'arresto è stato effettuato alla mobile di Gorizia. Entrambi i decreti di fermo sono stati convalidati dai rispettivi GIP